Coronacci Cauriol, brutto stop per la formazione biancoverde che rallenta nella lotta al secondo posto. La Cauriol parte bene dopo 3 minuti in vantaggio grazie alla rete di Eric Partel. Le squadre danno vita a una splendida partita nei minuti seguenti. Al 13° Carpella serve Guadagnini che con un diagonale batte Corradini. Dopo una serie di buone occasioni da entrambe le parti, al 35° l'autore del gol per gli ospiti viene espulso su un fallo non eccessivamente violento. Nella ripresa padroni di casa si rendono pericolosi in ripartenza, ma non riescono a incidere. Finisce 1-1. Ischia Montipallidi, bella vittoria per i gialloneri che accorciano 8 punti sull'Audace avvicinandosi ai playoff. La formazione ospite però approccia bene la partita e segna il 18° con De Ville, ma Polenta mette i conti in pari al 27°. Passano 4 minuti, Segata firma il vantaggio su Tapin, poi a 3 dall'intervallo Fisca pareggia con un bel pallonetto. La ripresa viaggia a ritmi più blandi, ma i gialloneri riescono ugualmente a passare in vantaggio grazie a un gol di rapina di Polenta. A 5 dalla fine Rovisi lascia i suoi in 10 e Piana firma il doppio vantaggio su rigore. Finisce 4-2. Ortigara Lefre Valsugana, sconfitta nel derby per la capolista. A Scurelle non si vede una bellissima partita nel primo tempo. I rossoblu riescono ad andare in vantaggio al 20° con il Jihad che sfrutta un'uscita vuota di Davor Dal Saso per involarsi in porta. Il Valsugana inizia a fare male con Sandro Dal Saso, poi perde l'Aner per infortunio ed entra Zonca che ha subito una chance. Nella ripresa Dal Saso propizia il rigore trasformato da Micheli al 53°. Poi poco dopo Zonca intercetta un passaggio di buffa a Floriani e serve Dal Saso per l'1-2. A 11 dalla fine Zonca Giro segna l'1-3 finale. Oltre Fersi Natesino, vittoria fondamentale per i perginesi nello scontro diretto per i playoff. Il primo tempo giocato meglio dagli ospiti in ottima condizione dopo le recenti buone prestazioni. Dopo una serie di occasioni fallite il Tesino le sblocca con Moranduzza alla mezz'ora. Nella ripresa però la formazione ospite cala di concentrazione e subisce il ritorno dell'Oltrefersina. Al 64° Pintarelli segna un bel gol sotto l'incorso dei pali. Poi ai 5 della fine il neoentrato Mazmori firma il gol decisivo e regala i 3 punti ai suoi. Partita divertente conclusa per 2-1. Primiero Ronsegno, occasione mancata dei Primerotti per rimanere a ridosso dei playoff. Parte meglio la formazione ospite creando un paio di occasioni che però non creano pericoli. De Bertolis invece ci prova con un tiro dal limite ma con poca convinzione. Poi Ronsegno colpisce una traversa su punizione. Nel secondo tempo il Primiero cerca di fare la partita, ma Corona e Zanona spianano la strada a Marcu, regalando al 63° il clamoroso vantaggio. Al 78° però Azzolini concede rigore a Tavernaro che riesce a pareggiare. Nel finale Giuliani impatta sul palo ma non basta ad evitare l'1-1 finale.